mannaggia a me quando non sto zitto, beh. Che è questo? Cos'è? Ah, per me? Grazie, ciao. Ecco, dice, lui mi ha fatto licenziare, capito? Detto a tutti, solo perché io ho detto quello che pensavo. Ma che faccio lavoro faccio? Voi avete lavoro da dare? Giornata della commedia dell'arte, 3 giorni intensi tra artisti. Voi da dove venite e che cosa fate? Allora, la compagnia ha sede a Orte, noi facciamo commedia dell'arte già con questo, diciamo, con questa formazione che abbiamo adesso già da 5 anni e la commedia dell'arte oggi è un giorno fondamentale perché nel 1545, il 25 febbraio, proprio oggi, è stato firmato il primo documento della storia che dichiara la nascita di una compagnia di commedia dell'arte. Ecco perché è la giornata mondiale. Stiamo dedicando la nostra vita alla commedia dell'arte non soltanto perché crediamo nella tradizione, non è questo, ma è che la commedia dell'arte ha una potenza fisica e una potenza espressiva che nasce in Italia, che è propria dell'Italia e che può raggiungere a diversi livelli moltissime persone. E quello che noi facciamo come Circo Mare Teatro, che è appunto il nome della nostra compagnia, è riportare la commedia dell'arte a dei temi sociali e quindi ridargli la potenza e la dignità con cui è nata, perché nasce appunto come polemica sociale, come narrazione di come era strutturata la società appunto del 1500 con i potenti e i servi e venivano messi in discussione i potenti e ridata dignità ai servi, insomma. Oggi che cosa si recita qui? Facciamo questo spettacolo, si chiama La Seconda Unità d'Italia e noi siamo Circo Mare Teatro e credo che devo andare in scena. Io cercavo proprio uno come te. Ah, uno come me? Sì. Grazie, per cosa? Perché le tue parole mi hanno toccato il cuore.